Ben ritrovati sulla pagina di Born in FVG, il progetto che mette in rete i corregionali in tutto il mondo grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Oggi siamo in compagnia di Anna Missiaia, che è collegata con noi dalla Svezia. Ciao Anna. Ciao Nicola. Allora, come tutte le volte facciamo un po' di presentazioni. Anna è una triestina, vive da 5 anni in Svezia, a Lund in particolare, fa la ricercatrice all'università e prima ha vissuto a Londra. Con lei parleremo, come abbiamo fatto con gli altri corregionali nel mondo, di questa situazione attuale di emergenza. A che punto siamo, come sta vivendo la Svezia questa fase qui o le fasi precedenti, o se ci sono state delle fasi. Ed è molto interessante la chiacchierata con Anna, che in parte abbiamo già avuto prima della diretta, perché la Svezia è un paese forse che ha gestito in maniera diversa da tutti gli altri l'emergenza Covid. Noi abbiamo visto tanti articoli anche online su un'apertura della Svezia costante, cioè non ci sono state grosse limitazioni e tuttora non ce ne sono. Quindi la prima cosa che ti chiedo, Anna, è di farci proprio un punto della situazione, come in parte hai fatto già prima chiacchierando. Quali sono le limitazioni attuali, cosa si può fare, cosa non si può fare, ma anche guardando alla situazione generale di emergenza, come è stata gestita lì da te? Allora, la situazione attuale delle limitazioni, prima di tutto le limitazioni sono quasi tutte dei consigli e non delle regole con dei controlli, perché c'è questa idea che i cittadini devono seguire le indicazioni dell'autorità senza che la polizia se ne occupi. Ci sono limitazioni? Allora, prima di tutto hanno chiuso le scuole, ma i licei dai 16 anni in su, dunque è il livello più alto di istruzione obbligatoria, e le università hanno l'insegnamento online. Hanno tenuto aperte le scuole dalle medie in giù, dunque dall'asilo fino alle medie. Gli eventi sopra le 50 persone sono cancellati, dunque concerti, insomma qualunque evento sportivo, eccetera, sono stati cancellati. Altre limitazioni, insomma, hanno invitato le persone a non viaggiare all'interno del paese se non strettamente necessario e non viaggiare all'estero, a meno che non sia appunto un'emergenza. In generale cercano di avere meno persone possibile, per esempio dal medico non si può venire accompagnati, e poi le limitazioni sono soprattutto di restare a casa se si hanno sintomi respiratori, per cui una persona deve valutare se ha dei sintomi o no e non andare dal medico, non andare al lavoro. Senti Anna, però negozi locali sono rimasti sempre aperti e lo sono tuttora, è giusto? Sì, sono aperti, naturalmente con meno persone. Io non sono andata al ristorante ultimamente, però so che sono in difficoltà perché hanno meno clienti. Sono aperte le palestre, si può andare a fare lezione al chiuso in palestra. I dipartimenti all'università sono aperti non per gli studenti ma per chi fa ricerca. Sì, più o meno. Mi dicevi una cosa curiosa sui parchi, perché anche i parchi sono aperti, e poi anche un'altra cosa particolare, che comunque in Svezia determinate chiusure non ci possono essere proprio per le leggi in vigore nel paese. Sì, allora le zone rosse non sono consentite al di là di aree molto limitate, per esempio un isolato, due isolati, una strada, però non si può creare una zona rossa di un'intera città. I parchi sono aperti e anzi invitano le persone ad andare all'aperto perché insomma fa bene alla salute. Le persone sopra i 70 anni sono invitate a stare a casa, non frequentare altre persone, soprattutto insomma, familiari più giovani, visto che le scuole sono aperte. Però diciamo 70 anni è il limite che danno per, come gruppi a rischio, diciamo. E poi Anna, le mascherine voi non ce le avete mai, cioè Non ce quasi l'abbiamo. nessuno.
Nessuno le usa, nemmeno se si va all'ospedale o dal medico non vengono utilizzate neanche dal personale. Anche i guanti, tra l'altro, non è un dispositivo che è stato inserito anche nei supermercati o dove si maneggia magari il cibo. No, 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 è molto strano vedere qualcuno con una mascherina, diciamo. Ecco, quali sono state le indicazioni, mi anticipavi già prima, che sono state date proprio a livello sanitario nel paese, cioè quasi a dire che la mascherina, insomma, non era gradita, tra virgolette, se possiamo dire così, è vero? Sì, allora c'è l'epidemiologo di Stato che è più o meno la persona, la figura tecnica che si occupa di fare le conferenze stampa e spiegare come gestire l'epidemia. Dice che se si invitano i cittadini a stare a casa quando hanno sintomi respiratori, poi dire di usare la mascherina è un'indicazione contraddittoria, perché se tutti quelli che hanno sintomi respiratori stanno a casa, la mascherina non serve. Chiaramente c'è stato un certo dibattito anche tra gli esperti in Svezia. C'è questo epidemiologo di Stato che rappresenta insomma, l'autorità di sanità pubblica, ma ci sono stati anche parecchi ricercatori che contestano alcune delle indicazioni che dà. Comunque sì, le mascherine vengono considerate non necessarie, diciamo. Quindi non c'è nessuna mascherina, mentre ovviamente ricordiamo che i Friuli Venezia Giulia sono ancora obbligatori. Ecco, tu che messaggi poi avevi dai tuoi parenti, dai tuoi amici qua? Perché sono veramente due modi completamente diversi di gestire una situazione. Cioè cioè, erano preoccupati per te o il contrario, magari tu vedevi con un po', cioè, si dava strano per tutte queste... Siamo partiti con la preoccupazione mia per loro e poi a un certo punto ci siamo invertiti e adesso sono loro che sono più preoccupati per me. È davvero strano seguire le notizie italiane e poi vedere insomma una realtà così diversa per la stessa emergenza, diciamo. La cosa che è un po' difficile è le notizie che sono passate sui giornali italiani e anche i giornali internazionali non sono spesso state, cioè non corrispondono a quello che succede in Svezia, né quando si dice che va tutto benissimo, né quando a un certo punto dicevano la Svezia sta cambiando idea, adesso chiuderanno le scuole, anche quello non era assolutamente vero. Sostanzialmente in Svezia l'epidemia procede più velocemente dei vicini nordici, però non è a livello, diciamo, di come è stata in Italia, anche perché insomma è cominciata più tardi. Le misure, anche se a noi sembrano limitate, magari un po' hanno limitato quello che sarebbe stato la diffusione. Quindi adesso immagino che quello che è l'input è di continuare per quanto riguarda la vostra quotidianità in questo modo, cioè non ci sono ulteriori indicazioni anche per il prossimo periodo, anche perché voi non avete avuto delle fasi, è stato sempre più o meno uguale, immagino. Sì, abbiamo avuto una fase iniziale in cui testavano tutti quelli che venivano dall'Italia o Austria, perché sembrava fosse arrivata dalle settimane bianche di febbraio. Poi abbiamo visto che ha avuto tante fonti, però all'inizio tantissimi casi erano di persone che sono state in vacanza in Italia, per cui avevano una strategia più simile agli altri paesi di testare tutti quelli che cercare di tracciare sostanzialmente. A un certo punto hanno capito che era impossibile tracciare tutti e hanno deciso di testare solo quelli con sintomi molto gravi. Dunque, queste sono state più o meno è stato il momento in cui hanno preso proprio una via diversa intorno alla prima settimana di marzo. Ma se no, sì, non abbiamo delle grandi misure da eliminare, le scuole funzionano. So che le università stanno discutendo se insegnare online o no, ma probabilmente lo faranno fino all'autunno. E altrimenti, il momento in cui potranno proprio tornare a grandi eventi, eccetera, è lontano. Per cui
a me sembra che il piano sia di continuare così e aspettare che arrivi il vaccino oppure l'epidemia, diciamo, si esaurisca. Tra i commenti c'è Andreas, che salutiamo, che ci scrive dalla Thailandia, Triestino in Thailandia, e dice lui condivide al 100% l'approccio della Svezia. E tu cosa ne pensi in generale, vivendola insomma ogni giorno lì? Sei d'accordo alla fine con quelle che sono state le decisioni di affrontare così questa situazione? Ma io non sono un'epidemiologa e non posso dire dal punto di vista sanitario se hanno fatto la scelta giusta o no. Credo che lo vedremo tra molto tempo guardando quante persone sono morte e quanto l'economia è stata colpita. Sicuramente l'impressione è che alcune cose avrebbero potuto farle meglio e anche cose che magari non sarebbe stato utile chiudere le persone in casa anche perché non abbiamo avuto situazioni come quelle della Lombardia. Però per esempio l'utilizzo delle mascherine oppure non so, l'apertura delle palestre, qualche dubbio me lo fa venire. Credo che ci siano alcune misure che avrebbero potuto dare, alcune informazioni che avrebbero potuto dare in più per essere più in linea con i numeri dei vicini del nord Europa, degli scandinavi. Per cui credo sia troppo presto per valutare le conseguenze, però anche il fatto che l'economia svedese non venga colpita da questa crisi è una cosa insomma tutta da vedere. È un'economia molto aperta, molto integrata con l'economia globale, per cui magari, non so, il PIL andrà giù di un % in meno, non so se... No, però ci dicevi giustamente, insomma, anche la Svezia ha ovviamente anche i flussi di turisti che adesso non ci sono, i voli in entrata e in uscita non ci sono, quindi forse anche quello sarà un fattore che determina ovviamente anche il calo di determinati settori, che, come mi dicevi tu prima, è naturale, insomma, c'è anche meno gente in giro in generale, giusto? Sì, sì, ci sono meno consumi, ci sono meno persone che vanno al ristorante. Poi un altro problema è che le famiglie svedesi hanno un debito privato abbastanza elevato, per cui non hanno molti risparmi per affrontare dei periodi così eccezionali. E dunque potrebbe essere un problema anche perché appunto sono molto indebitati perché il mercato immobiliare ha dei prezzi molto alti. Se si ritrovano a pagare dei mutui per degli appartamenti che poi perdono valore, ci sono molti aspetti che potrebbero incidere nell'economia svedese. Ma la vita è cara in generale in Svezia, considerato anche magari quello che vedi tu in Italia? Allora, la vita dipende ci sono molti servizi che sono offerti gratuitamente, per esempio gli asili sono gratuiti, diciamo che tutte le spese per i figli sono molto meno in Svezia rispetto all'Italia. I ristoranti, tutte le attività, diciamo gli alberghi, tutte queste attività sono più costose rispetto all'Italia. Poi bisogna vedere anche i salari sono più alti, dunque bisogna vedere insomma il potere d'acquisto dei salari. Costa abbastanza, però si guadagna un po' di più. Il problema è anche che la valuta nei momenti di crisi, la corona svedese, non c'è l'euro, tende a scendere, per cui per un paese che deve importare molti dei prodotti alimentari, insomma, anche quello è un problema. Se i prezzi dei prodotti alimentari crescono e loro li devono importare. Insomma, anche per voi, come diciamo per altri paesi, insomma, come hanno detto altri corregionali, ogni paese poi ha le sue criticità e non sempre magari l'estero è quest'isola felice che tanti pensano poi lasciando l'Italia, anche se ovviamente insomma poi tanti lo fanno per lavoro e per maturare, per raggiungere degli obiettivi professionali come hai fatto tu. L'ultima domanda che vorrei chiederti, comunque io prima presentandoti ho detto sei stata anni a Londra, adesso ovviamente insomma sei in collegamento dalla Svezia, sei comunque contenta della scelta che hai fatto, della decisione di andare ovviamente all'estero, ma poi di stabilirti dove vivi adesso?
Beh, sì, naturalmente per chi fa ricerca la Svezia offre tantissime possibilità, tantissimi fondi di ricerca, possibilità di fare carriera. Naturalmente Trieste manca sempre. Cosa ti Siamo- manca di più? Ma la socialità, la qualità della vita. A volte dovremmo ricordarci che a Trieste si vive molto bene.